Siamo con Gianpietro Vecchiato, senior partner di PR Consulting e professore a contratto all'Università degli Studi di Padova. Professore, lei ha un titolo molto originale per questo convegno dedicato al welfare aziendale, cioè il ruolo che per svilupparlo può avere anche la comunicazione. Ci dice che cosa intende? Io intendo soprattutto una cosa: riuscire a informare tutti i potenziali soggetti delle potenzialità che un programma di welfare può dare. Noi lo diamo per scontato, siamo spesso convinti che le persone sappiano tutto, vengono a sapere le opportunità, vengono a sapere le occasioni, vengono a sapere i vantaggi, vengono a sapere quando ci sono situazioni di crisi familiari legate ai rapporti con le imprese in cui si lavora, eccetera. Ci sono dei problemi, bisogna mettere le mani su qualcosa. Da chi è che vado? Se c'è un programma di welfare si può essere di grande aiuto alle persone. Quindi c'è la comunicazione intesa molto come elemento di informazione per mettere le persone nelle condizioni di poter decidere al meglio. Penso ad esempio banalmente a uno dei grandi problemi di oggi, che sono due, li dico. Uno, la riconversione oltre i 55 anni da una parte, e quindi sapere se ci sono opportunità vuol dire che noi aiutiamo le persone a ricollocarsi, a ritrovarsi sul mercato. L'altro, le persone che hanno o bambini piccoli o bambini anziani in condizioni di disagio o di sofferenza. Questi bisogna trovare il modo di dire che c'è la possibilità di aiutarli. E lei pensa che su questo ci può essere un ruolo anche dell'impresa? Non solo ci può essere, ma ci deve essere, e lo si può fare anche, però l'impresa non da sola, questo è l'elemento fondamentale. L'impresa in collaborazione con gli enti, penso agli enti bilaterali, penso alle associazioni di categoria, ma penso anche mettendo insieme altre due parti del mondo. Uno, gli enti locali, che poi devono alla fine comunque intervenire nel caso in cui ci siano dei casi risolvibili, e dall'altra il mondo del no profit. Se noi li riusciamo a mettere insieme, e cominciano già a esserci, soprattutto in Veneto, belle esperienze da questo punto di vista qua, non dico che il gioco è fatto, ma sicuramente partiamo con il piede giusto e si può essere di grandissimo aiuto ai singoli e alle loro famiglie.